Il tumore al seno purtroppo resta la malattia neoplastica, la malattia oncologica che colpisce in maniera più alta chiaramente le donne. C'è da dire questo, abbiamo però avuto anche una notizia confortante da quando sono partite queste campagne, forse anche per altri motivi, ma soprattutto anche per questo. Il tumore al seno l'altro anno ha dato un trend negativo, mi pare 2000 persone in meno rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che noi siamo incoraggiati a continuare in queste iniziative di divulgare appunto la coscienza che prevenire è vivere. Ecco perché è bene sfruttare la possibilità di screening gratuiti nel Vaporetto Rosa a disposizione delle donne di Centro Storico Isole e Terraferma. È un simbolo per le donne che stanno lottando contro questa terribile malattia, per le donne che ce l'hanno fatta, ma un invito soprattutto per tutte le donne, giovani e meno giovani, ad effettuare i controlli e gli screening necessari. La risposta è stata ottima, è importante che il messaggio di prevenzione navighi anche in laguna, oltre al fatto di offrire le visite. Il fatto di mettere a disposizione il battello effettivamente è un po' impegnativo, però la causa è ottima e quindi lo facciamo molto felicemente. Presente all'interno anche la possibilità di una consulenza professionale per capire come comportarsi col proprio corpo dopo un intervento al seno. La cosmetica e l'estetica oncologica devono aiutare e supportare le o i pazienti, quindi anche i maschi, che purtroppo sono costretti ad affrontare una fase della loro vita molto delicata e molto difficile, ma con l'aiuto di giusti protocolli scientifici e una giusta cosmetica oncologica, ovviamente supportata da professionisti qualificati e non improvvisati, si possono contenere e a volte anche minimizzare i danni collaterali delle terapie. Presente anche la squadra femminile dell'Umana Reyer con un forte messaggio. La prevenzione è vita, come appunto c'è scritto sul vaporetto, ed è importantissimo partecipare a queste appunto manifestazioni e testimoniare, perché una diagnosi precoce può salvare una vita e quindi è veramente importante diffondere questo messaggio.